riflettevo, cioè, tutto si tiene, mi verrebbe da dire, ascoltando i primi interventi, e pensavo che in realtà per noi a Venezia, noi della soprintendenza, quest'anno è stato piuttosto intenso perché abbiamo cominciato, vabbè, a parte il nostro lavoro diciamo burocratico, a maggio abbiamo fatto un bel convegno dedicato ai 60 anni della Carta di Venezia del Restauro, tra l'altro con l'aiuto dei colleghi, di alcuni colleghi qui di Verona. No, per me, sapevo che era una cosa molto rischiosa, per tanti motivi. Beh, il principale è che a Firenze proprio si stava organizzando un convegno gigantesco di stampo accademico, con il quale certo non volevamo competere, ma io ho pensato che proprio cominciando a lavorare a Venezia, credo che questo c'entri un po', se posso avere anch'io 2 minuti a questo punto perché non mi riescono i saluti, ecco questo volevo dire. In realtà era una specie di inganno il mio, tutto interno alla soprintendenza, perché cominciando a lavorare lì a Venezia mi sono accorto abbastanza subito, anche ascoltando molto, che in realtà in quella piccola città così densa, ma in realtà piccola, quindi un lavoro totalmente differente rispetto all'attività che si svolge nel territorio, diciamo così. In realtà i funzionari quando escono allo scoperto seguono i cantieri, promuovono i propri e seguono quelli degli altri, come dire, possono dare delle informazioni, degli orientamenti anche contraddittori e questo, me ne sono accorto, dipende molto anche dal tipo di formazione, dagli atenei di provenienza, questo vale soprattutto per gli architetti. Io ho ascoltato l'intervento dedicato, diciamo così, alla teoria, alla storia del restauro, sono un po' in disaccordo perché Brandi poi non ha mai detto quelle cose. Insomma, la faccenda di Brandi è tutta di altra specie, insomma, e riguarda più gli storici dell'arte che giustamente hanno a che fare con i quadri e non certo con le architetture. Cioè bisognerebbe riflettere meglio, ma insomma non era certo questa la sede. Allora torno a me, quei 2 giorni mi sono serviti in realtà per cercare di capire che cosa avevano da dire i colleghi di fronte a una platea. L'abbiamo fatto con lo UAV, quindi voglio dire in una sede con dei compagni di strada anche di un certo livello. E effettivamente dopo i 2 giorni ne sono uscito io per primo disorientato. Quindi mi sono fatto l'idea che oggi parlare di questi aspetti metodologici, teorici, insomma di tornare alle radici, no, della teoria del restauro che per noi italiani insomma è quella roba lì, no, del 64, voglio dire, la Carta di Venezia. Beh, insomma, è doppiamente rischioso perché oggi si potrebbe concludere che effettivamente di teorico rimane molto poco, insomma, e lo si capisce quando si gira concretamente tra progetti, è stato parlato di miglioramento, di adeguamento sismico, capisco perfettamente l'ingegnere architetto Viola che cosa vuole dire quando pensa all'approccio ancillare, diciamo, no, però bisogna pensarci a queste cose. Adesso proprio a Venezia stiamo lavorando su 4 campanili, uno più pericolante dell'altro, uno in particolare ha un piano di evacuazione da 3.000 persone, quindi è chiaro che per noi è molto importante invece ragionare per tutti i colleghi che si occupano di questi aspetti. E questa era la prima cosa che mi è venuta in mente. E mi aspettavo da quei 2 giorni veneziani che si potesse parlare anche di innovazione nel campo del restauro. Invece involontariamente tutti hanno parlato di tradizione. E questa è una cosa che per me insomma ha un valore molto, molto importante perché mi mette in crisi. Ad esempio ieri dovevo partecipare a un incontro all'Ateneo Veneto dove si parlava di antichi mestieri. Io vedo Tonci Foscari che avevo visto 2 ore prima e a cui avevo rivelato che non sarei andato all'ultimo momento perché ho sempre qualche problema quando ci sono, come dire, orientamenti così spiccati, diciamo. E la terza cosa che vi voglio dire nel salutarvi è che ho raccontato anche ieri in un incontro casuale proprio col professor Foscari.
e che però secondo me c'entra molto con questa traccia che ho ascoltato in tutti gli interventi. Il valore della cultura e il valore del patrimonio, cioè tutta questa roba qua di cui avete molto dottamente parlato, tecnicamente parlato, quindi un ritorno alla tecne anche come creatività, ha un valore economico rilevante. Tutti questi argomenti di metodo, sociali, economici erano già presenti nel 64, in quel mitico convegno degli architetti che durò una settimana e che poi produsse 7 anni dopo gli atti, 1000 pagine, forse di più, curate da Piero Gazzola. Tutti questi argomenti erano già presenti lì e quel volume si chiama Il monumento per l'uomo. Quindi che è un monito più che un titolo. Allora noi in soprintendenza, quest'ultima cosa che spero sia anche divertente ma in realtà è maledettamente seria, abbiamo la fortuna di avere dei colleghi, ho la fortuna di avere dei colleghi che porta avanti, non certo per merito mio, perché lo fa da anni, porta avanti quello che noi chiamiamo educazione al patrimonio, cioè un percorso che si svolge con i ragazzini. Non sarebbe il nostro preciso principale compito, però a Venezia lo facciamo. Cioè invitiamo i ragazzini delle scuole elementari e medie a parlare di patrimonio, a parlare di che cos'è una soprintendenza, di che cosa vuol dire tutela. Ora non è così semplice trovare all'interno dei nostri uffici delle persone che abbiano il tatto, le capacità di toccare le teste dei giovani. Però vi rappresento questa scena. Di solito le maestre, e poi forse le medie sono professoresse, stanno sempre seduti in fondo, cioè anche fisicamente non partecipano a questa cosa che in realtà è tremendamente partecipata, vi garantisco, e che produce alla fine della giornata, dopo una certa confusione, anche questo non è banale per un ufficio come il nostro, produce dei piccoli pensierini, cioè facciamo delle domande, ma secondo voi che cosa vuol dire tutela? Che cos'è l'archeologo? E c'è la domanda fatidica che secondo me a questo punto diventa fondamentale per il futuro di questa sala, di tutti i soggetti che hanno parlato, dei tecnici, dei restauratori, dei progettisti. E escono delle cose fantastiche che io vorrei pubblicare e lo farò. Ci sono, se mi permettete, tanto siamo tra amici, ci sono i secchioni che sanno già tutto. No, soprattutto le bambine, devo dire, che sanno perfettamente tutto già, le definizioni, eccetera. E poi c'è un grado di creatività che io vorrei concentrare in un pensiero che è un'immagine in realtà, perché c'è un ragazzetto che credo avesse 10 anni, 10-11 anni, che ha disegnato una scarpa da tennis. Cioè lui dice: questo per me è il patrimonio culturale. Qualcuno potrebbe dire quello ha già il filtro dell'archeologo perché vuole citare il piedone di Costantino che sta a Roma. In realtà questo ci deve far riflettere perché in realtà il patrimonio sta cambiando, quanto diceva il professore, cioè vale quello che si riconosce, ed è per questo che si è parlato di patrimoni immateriali. Ci obbliga a una profonda riflessione non tanto sul valore del passato, questa storia della memoria che ci portiamo appresso, no? Come se fosse una casa da traslocare, ma quello che è importante è capire come quelle cose lì siano contemporanee, come ci servano a vivere e soprattutto come servano ai ragazzi, e se serviranno ancora. Grazie.